Buongiorno amici di Sportissimo Channel, benvenuti a questa parte 2 della live caffè con ospiti Max e Andrea che saluto. A questo punto direi di iniziare dalla capolista e quindi da Andrea. Cosa ci dici di questo Milan? Ciao ragazzi, io intanto ho visto solo il secondo tempo e insomma è stato un finale emozionante, mamma mia, che squadra, che carattere. Giroud! No, no, sì, 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 è andata bene perché probabilmente la partita era da pareggio, però siamo stati veramente una grande squadra. Adesso non mi nascondo più, veramente Ti vedo, grandissimo carattere e ti vedo particolarmente convinto. personalità, personalità. Bene, bene, ma E poi senti, è secondo chiaro te il che gol ci sono era stati. regolare? Allora Enrico, ti dico la verità, se l'avesse annullato non ci sarebbe stato nulla di scandaloso, ma anche avendolo dato, secondo me, ci può stare, cioè è un episodio veramente molto dubbio, ma non lo dico perché sono milanista, l'avrei detto se ci fosse stato anche l'Inter amatissima, quindi tranquillo. Però ecco, ci è andata bene perché poi nel finale loro hanno preso la traversa sulla punizione, le espulsioni c'erano tutte e due, quello sì, quindi tutto sommato secondo me l'arbitro non ha fatto male. Ecco. Sì, non ti sento. Beh, eccomi qua. Allora, guarda, cosa è capitato all'Inter? Intanto volevo dire che sono d'accordo con Luca che il Milan è gagliardo, sì, perché quando uno a fine vince queste partite qua bisogna alzare il cappello, toglierselo e dire chapeau, perché si vincono queste partite che ti portano poi a poter vincere lo scudetto eventualmente. E sono piccoli dettagli alle volte che fanno la differenza. L'Inter invece non è stata capace di portare a casa la partita, nonostante un vantaggio di 2-0 ci siamo fatti raggiungere e non siamo stati in grado, nonostante che c'era ancora tutto il tempo, perché avevamo più di mezz'ora abbondante, 40 minuti, insomma abbondanti, per poter ribaltare ancora la situazione e alla fine non è riuscita a portare a casa il risultato. Si dà colpa a questo e a quell'altro. Io, come ho detto nel live caffè precedente, secondo me Inzaghi doveva fare un pochino di turnover iniziale un pochino più ampio, ecco. Quello sì, bisogna dare fiducia alle seconde linee, perché secondo me la nostra seconda squadra, si fa per dire, è sempre più forte del Bologna. Questo è quello che penso io, poi magari mi sbaglierò, però credo che se non dai fiducia agli altri, quando vedi che i tuoi principali, quelli così di più, sono stanchi, bisogna dare fiducia anche a altri giocatori. Tutto lì, questo è quello che penso. Vai pure, Enrico. Sono d'accordo per una volta con te, caro Max. Insomma, questa mattina tra l'altro ci siamo alzati presto, troverete già nel nostro canale YouTube una live che Max ed io abbiamo registrato insieme e come vedete nello sfondo c'è il girone B del campionato organizzato dal CSI di Pordenone, perché domani, ricordiamolo, saremo in diretta sul nostro canale YouTube dalle 20:25 circa, quindi alle 20:30 inizierà la presentazione della squadra, di tutto lo staff. Il presidente Pietro ci ha raccomandato, insomma, di essere presenti per dare lustro a questa serata di gala. E come vedete stanno per partire i campionati di calcio a 5 amatoriale, che noi seguiremo da vicino con le dirette delle gare casalinghe dei Falchetti, ma non solo. Se qualche squadra vuole chiamarci, ben venga. Per quanto riguarda la Serie B che vedete, si inizia mercoledì 18 per i Falchetti, quindi tra 10 giorni esatti giocheranno a Cordenons contro il Pascià, mentre la nostra prima diretta live sarà, caro Andrea, ovviamente ci auguriamo che tu le segua, lunedì 23 ottobre alle ore 21, Falchetti contro Calcio a 5 Habaneros. Ecco, quindi questo per quanto riguarda il calcio a 5. Permettetemi di fare anche un lancio alla trasmissione che invece partirà sabato 21, che sarà Calcio a 5 Show, uno spettacolo quindi dedicato al calcio 5 amatoriale e non solo, perché abbiamo in Serie 2 Elite anche il Pordenone Calcio 5, in A2 federale il Macam Prata e poi ovviamente anche le altre compagini in Serie B e in Serie C che ospiteremo prossimamente nella nostra trasmissione dedicata. Ecco, volevo ringraziare anche Franco di Friuli in Gol, che insomma ci darà una mano
con le classifiche ed i risultati sempre aggiornati. Caro Max, è giusto anche parlare di tennis, quindi nel frattempo chiediamo poi anche ad Andrea un commento, ma prima te che sei l'esperto, cosa è successo stamattina all'alba praticamente italiana, e quali sono i match di oggi da seguire? Sicuramente quello del nuovo numero 4 mondiale. Beh, guarda, allora praticamente stamattina Sonego ha sconfitto Tiafoe, numero 13 della classifica ATP, e quindi ha fatto un ottimo risultato e si presenterà domani contro il cileno Jarry. Oggi potremo assistere alla partita tra poco, a breve, a mezzogiorno e un quarto circa, poi insomma altri incontri permettendo, e Sinner che giocherà contro l'argentino Baez. Direi che Sinner è favorito, ecco, un po' come partita diciamo tra Sonego e Jarry, una partita al 50-50. Per quanto riguarda invece Arnaldi, che ormai per noi è una grande certezza, naturalmente dovrà giocare contro l'americano Wolf, lì si vedrà, perché è un cavallo molto pazzo, un lupo un po' tremendo, che potrebbe comunque metterlo in difficoltà, però io credo che Arnaldi sia nettamente più solido rispetto a Wolf, che è un po' pazzoide, so, quando lo fai un po' diciamo innervosire non riesce più a entrare in partita ed esce, magari fa delle cose che normalmente se uno sa controllarsi non farebbe. Ecco, questo è quanto, per cui forza ai nostri, tre giocatori al secondo turno è tanta roba, perché in Cina insomma un Master 1000 ATP è sempre tanta roba. Poi c'è la finale femminile WTA che vede la Siontek in Pechino contro la russa Samsonova. Ecco, prendo la linea io, un commento dalla capitale di Andrea su Sinner, nuovo numero 4 mondiale e comunque già qualificato alle finals di Torino grazie alla vittoria nel primo turno. Andrea. Enrico, stiamo vivendo un momento, penso, emozionante, esaltante. Io seguo il tennis e grazie a questi due signori che sono qui in diretta con me, poi ad altri amici, io non le ho viste, però le ho vissute con i vostri commenti, con le vostre analisi, e anche un mio amico poi che l'ha seguita mi ha detto: Andrea, è veramente da brividi, proprio pelle d'oca, anche perché cioè, proprio si vedeva che era determinato, che voleva portare a casa il risultato anche contro Medvedev, che era un po', no, Max, la sua bestia nera, quindi veramente incredibile, e se lo merita, perché è sempre stato uno serio, che è dedito al lavoro, quindi siamo veramente contentissimi per lui. Io tra l'altro, Andrea, devo dire, devo dare lustro doverosamente a tre atleti friulani. Parto dal più giovane, che è Filippo Pagnucco, che alle ore 13 il sanvitese che gioca nella Juventus Primavera, allenata da un certo Montero che dovrebbe ricordarvi qualcosa, alle 13 giocherà contro la Lazio. Ecco, quindi diretta Sport Italia, Lazio-Juventus, potresti andare a vederla, perché credo se ti organizzi ce la fai, caro Andrea, per le ore 13 ad andare a vedere dal vivo Filippo Pagnucco, e magari ce lo saluti anche. Non so dove gioca andrei volentieri, sì, ce la farei, ma sono impegnato all'Euro, alla Roma Beer Festival, quindi ok. Però per Roma-Juventus ci organizziamo, va bene? Beh, assolutamente, sì. Quando io non così, ho visto il calendario, è a breve? te lo facciamo sapere, così magari concordiamo prima e magari ci regala la maglia numero 42 il buon Filippo, chi lo sa. Ecco, gli altri due friulani che volevo menzionare doverosamente sono Ivan Provedel, che ieri era sulla copertina di Sport Week proprio per il suo grande gol di testa in Champions League contro l'Atletico Madrid, e l'altro è un altro portiere, ex Serie A, Guglielmo Vicario, anche lui di Udine, che con le sue parate sta dimostrando il suo valore ancora di più. È stato anche convocato in nazionale assieme a Meret e a Provedel stesso, quindi 3 portieri friulani su 4 convocati da Spalletti. E dicevo che il Tottenham al momento è primo, aspettando il big match che Max ha scelto tra l'altro come gara della nostra sfida personale, la schedina di Sportissimo Channel, e quindi
complimenti a questi 3 friulani. Max, vai pure. Beh, diciamo che ho scelto le partite proprio perché, insomma, il Tottenham proprio porta sempre, no, nel cuore il nostro portiere, e quindi ho scelto anche per quello. E poi perché è una partita difficile, no? È stata una partita difficile da azzeccare, perché, insomma, voglio dire, no? Questa è la realtà. Poi dopo, per quanto riguarda gli altri, io credo che insomma, tutti gli altri, insomma, che tu hai menzionato, lo stesso Pagnucco nella primavera della Juventus, sono un orgoglio per noi qua del Friuli, tra virgolette, per cui è un bene, ecco, che ci siano e che continuino ad esserci. Io direi che per oggi, no? Cosa dici? Abbiamo fatto questa prova streaming in diretta su YouTube di Live Caffè. Salutiamo intanto, direi anche salutare Andrea, lo ringraziamo per essere stato in questa live, e niente, vi diamo appuntamento diamo appuntamento a domani, che ci sarà la presentazione del calcio a 5 dei Falchetti in diretta, vedete, con quell'uomo lì, quell'Enrico lì, che farà da co-presentatore, e io naturalmente starò dietro le quinte per deliziarvi con qualche piccola chicca, qualche piccolo commentuccio qua e là, però cercherò di fare in modo che tutto possa andare per il meglio, per la presentazione di questa bellissima squadra di Morsano al Tagliamento, che parteciperà appunto al torneo di Serie B amatoriale del campionato CSI della provincia di Pordenone, naturalmente. Ecco, caro Max, sei stato precisissimo. Devo dirti che la presentazione non la farò da solo, perché ci sarà Emilia, la segretaria dei Falchetti, e ovviamente lei sicuramente farà meglio di me, ecco, per cui io sarò lì di supporto. Pego, tu non credo possa partecipare domani, perché devi seguire un'altra live, ma questo Ma io ovviamente... avrei seguito la vostra, Enrico, mannaggia. Ovviamente fa parte di un altro discorso, ma comunque... Ma io volevo seguire la vostra. Ragazzi, prepariamoci, perché tra 2 orette c'è Sinner in campo, e quindi andiamo a berci un caffè, perché io ne ho bisogno, perché insomma sono sveglio da un po'. Ho guardato Sonego contro il finale, insomma, della partita di Sonego, vittorioso su Tiafoe, e poi anche Wolf, che sembra un attore anni 70, e qua cito il cronista di Sky, contro vincente contro Norri. Ecco, è tutto per Live Caffè, parte seconda. Forse siamo stati come Terminator 2 il giorno del giudizio, meglio dell'originale, non lo so, ai posteri l'ardua sentenza. E caro Peg, visto che sei a Roma, ricordati di Mobrici e delle luci del Colosseo. Ciao a tutti, buona domenica. Assolutamente. Ciao ragazzi, buona domenica. Buona domenica.